Villa Luisa Strassoldo di Aiello del Friuli ha accolto sabato 20 maggio la seconda edizione di Un fiore per la ricerca, cena benefica organizzata da Serre Berzot e Ospitalité FVG. Un evento che ha visto una grande partecipazione di pubblico in una location suggestiva che è stata recentemente riaperta al pubblico, il cui fine è devolvere il ricavato al centro tumori dell'ospedale di Udine. La serata è stata condotta dalla giornalista Elisa Michelut, che ha accolto gli ospiti e le figure istituzionali presenti. La cena è stata poi allietata da musica dal vivo e si è tenuta la lotteria sempre con obiettivi benefici. Tutti i proventi della serata verranno dati all'ospedale di Udine, reparto oncologico. Come mai avete deciso di realizzare questo tipo di evento, seconda edizione? Quali sono i vostri scopi, i vostri obiettivi? Allora, prima di tutto fare beneficenza e poi anche per la ricerca. Io ho avuto purtroppo un piccolo problemino e l'anno scorso ho deciso per ringraziare i medici che mi hanno seguito di fare questo evento, questa festa e di devolvere il ricavato a loro. Allora l'anno scorso abbiamo fatto da noi perché era la prima edizione, eravamo un centinaio di persone, ma siccome quest'anno ci sono più di 200 persone, allora da noi non era lo spazio, allora abbiamo scelto di venire in questa location qua, che è del paese, così possiamo dare anche uno spunto del paese. Ecco. Lorenzo Berzotto lo conosciamo da anni, l'anno scorso abbiamo partecipato anche noi alla serata che ha fatto in Serra e quest'anno ha voluto farla qua nella villa d'Aiello, a Strassoldo. Ci ha chiesto una collaborazione e noi abbiamo aderito subito perché la nostra associazione è per il volontariato e per l'aiuto agli altri. E quando ci ha detto che come l'anno scorso c'era una raccolta per l'ospedale di Udine, centro tumori, non potevamo dire di no. E quindi siamo qui, abbiamo dato un contributo, una piccola mano a questa serata, speriamo che vada tutto bene. Ci vuole raccontare qualcosa della vostra associazione? Certo, la nostra associazione lavora e opera nel territorio friulano e svolge un'attività di aiuto alle persone bisognose o persone fragili o deboli che hanno bisogno di aiuto, di assistenza. Facciamo anche parte dell'Ospitalité Notre Dame di Lourdes, quindi del santuario, e siamo soci attivi di questa organizzazione e diamo il nostro contributo anche lì un paio di volte l'anno. Cerchiamo di attivarci con tutte le associazioni sul territorio, in questo caso con Lorenzo, per dare una mano per in questo caso organizzare delle feste per il contributo poi all'ospedale, al centro tumori in questo caso, che è per la serata, insomma. Diciamo questa sera è una serata particolare, con l'amico Lorenzo Berzot siamo alla seconda edizione di questa cena per la raccolta fondi per il cancro sostanzialmente, fondi che poi vengono devoluti all'ospedale di Udine, appunto al reparto oncologico. È una serata importante perché annovera circa 200 persone e che quindi speriamo poi possano essere in futuro ancora di più. La cornice è una cornice splendida, l'anno scorso era stata fatta all'interno delle serre, quest'anno visto il numero raddoppiato dei partecipanti si è pensato di utilizzare questa location che è stata risistemata, che è della proprietà della famiglia Luisa appunto, che è stata risistemata e quindi andremo a inaugurare la barchessa con questa iniziativa che veramente deve essere premiante per tutte le persone che poi ne usufruiranno. Una serata che ha un valore assolutamente grandissimo perché nasce da un'esperienza negativa che si trasforma in un qualcosa di bello da donare al prossimo e quindi ha un valore aggiunto. Lorenzo è stato toccato da una malattia grave e ha voluto insomma fare del bene e trasformare questa sua esperienza appunto in qualcosa di positivo. Poi la location è fantastica, gli ospiti insomma sono numerosissimi, quindi è andata molto bene anche l'organizzazione, siamo veramente contenti di essere qui e grazie a voi naturalmente che seguite il territorio con così tanta passione e impegno. Tutti insieme possiamo fare qualcosa per gli altri. Assolutamente sì, questa sera doniamo una mano al cuore, come dico sempre io, e una al portafoglio anche per cercare davvero di aiutare il prossimo, perché è una cosa che è davvero molto importante.